La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina. In apertura la cronaca, una notizia drammatica ma per fortuna a lieto fine. Una tragedia è stata sventata grazie alla prontezza e al coraggio di un poliziotto. È accaduto a Gallarate, ci racconta tutto in questo servizio Marco Croci. Prima ha stabilito un contatto con lei e poi, quando stava ormai per precipitare, l'ha afferrata e portata in salvo. Sono stati attimi interminabili quelli vissuti ieri mattina nel centro di Gallarate, dove una ragazza minacciava di lanciarsi nel vuoto dal sesto piano di un condominio. A scrivere il lieto fine in fondo a questa vicenda è stato un sovrintendente della Polizia di Stato in servizio nel commissariato cittadino, che ha evitato la tragedia. Tutto è cominciato quando dalla centrale operativa è arrivata la segnalazione di una ragazza che si sporgeva in modo pericoloso dalla finestra di un appartamento. All'arrivo delle pattuglie della volante, la giovane si trovava con gambe e busto protesi nel vuoto. Uno dei poliziotti è riuscito a conquistare la fiducia della donna ottenendo il permesso di avvicinarsi, ma a un certo punto la giovane, in un momento di sconforto, si è esporta ancora di più, minacciando di lanciarsi. A quel punto il sovrintendente è riuscito ad afferrarla e a portarla all'interno del locale, per poi affidarla alle cure dei sanitari. Dopo l'interrogatorio di ieri, durato oltre 4 ore, il GIP di Verbania ha convalidato l'arresto di Edoardo Borghini, il 63enne di Ornavasso che domenica sera ha ucciso il figlio Nicolò con un colpo di fucile da caccia. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Ci aggiorna Maria Elisa Gualandris. Ha lasciato questa mattina il carcere di Verbania, dove era rinchiuso da lunedì mattina Edoardo Borghini, il 63enne arrestato per aver ucciso il figlio Nicolò di 34 anni nella loro casa di Ornavasso domenica sera con 2 colpi di fucile da caccia. Il GIP Rosa Maria Fornelli ha convalidato l'arresto dei carabinieri e disposto nei suoi confronti la misura dei domiciliari come chiesto dal suo legale Gabriele Pipicelli. Borghini sarà ospitato a casa del fratello ad Arizzano sulla collina verbanese e non potrà comunicare con l'esterno né di persona né in via telematica. Ha potuto raggiungere la casa liberamente senza la scorta delle forze dell'ordine. Intanto la PM Laura Carrera conferirà lunedì mattina 27 gennaio l'incarico alla dottoressa Carola Vanoli, medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sulla salma del giovane. E restiamo in tema di cronaca giudiziaria, nuova udienza del processo per i lavori al lido della Schiranna a Varese. Oggi il pubblico ministero ha chiesto la condanna di 2 dei 3 imputati. Il servizio è di Massimiliano Martini con immagini Blitz. 4 anni e mezzo per Calemme, 2 anni e 8 mesi per Sciretta per il reato di peculato. Questa è la richiesta di condanna formulata dal PM Lorenzo Dalla Palma nell'udienza di oggi al processo per i lavori al lido della Schiranna, che vede sul banco degli imputati l'ex amministratore unico di Aspem Reti Ciro Calemme, l'imprenditore edile Matteo Sciretta e il direttore di quegli interventi Giacomo Battistone, ai quali vengono contestati a vario titolo reati come peculato, truffa e falso. Lo stesso PM, chiedendo la condanna per l'ipotesi di peculato, ha chiesto la soluzione per gli altri, in alcuni casi nel merito, in altri per prescrizione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nel caso ad esempio di abuso d'ufficio. Per Battistone è stata chiesta la soluzione per il peculato e non doversi procedere per prescrizione per il falso. Al centro del procedimento, tra l'altro, i costi per la manutenzione, gli acquisti di materiali e consumi del lido, soldi che secondo la Procura avrebbe dovuto tirare fuori il gestore della piscina sulla base della relativa convenzione e che invece furono messi a carico di Aspem Reti. Dopo l'arringa della parte civile, il Comune di Varese ha chiesto un risarcimento di 300.000 euro per danni morali ed immagine. Il processo proseguirà il 20 febbraio con le arringhe dei difensori. La sentenza il 6 marzo. Voltiamo pagina, il dato è dei giorni scorsi. Nell'ultimo anno i residenti di Busto Arsizio hanno sfondato il tetto delle 84.000 unità. Francesco Inguscio ha cercato i motivi del perché di questo incremento in servizio. Cresce ancora il numero degli abitanti di Busto Arsizio. In base ai dati elaborati dall'Ufficio Statistica del Comune, in città risiedono oggi 84.468 persone, 538 in più rispetto al dicembre del 2023 e quasi 1.500 in più rispetto a gennaio 2022.
numeri che proiettano Busto al quinto posto nella classifica delle città lombarde più popolose davanti a Como. Ma come si spiega questa tendenza sempre più consolidata? Le ragioni più plausibili sembrano essere due: gli affitti molto meno cari rispetto a Milano e la posizione della città a metà strada tra la stessa Milano e Malpensa. Oltretutto Busto è collegata sia alla metropoli che all'aeroporto in maniera capillare grazie alle due stazioni, l'autostrada e la superstrada 336. Così, per chi lavora a Milano, venire a vivere a Busto può risultare molto conveniente. Aler e Regione Lombardia hanno consegnato questa mattina a Varese le chiavi di 7 appartamenti che saranno messi a disposizione delle associazioni che si occupano di donne vittime di violenza. Ascoltiamo le considerazioni del Presidente della Regione, Attilio Fontana. Un impegno che ci siamo presi, che vogliamo realizzare. Oggi vengono assegnati altri 7 appartamenti proprio per consentire alle donne vittime di violenza di riprendere una vita possibilmente normale, senza più dover subire le angherie da parte del proprio compagno o del proprio marito. Siamo contenti, è un'iniziativa che sta funzionando molto bene, la cosa importante è che funziona perché c'è una grande collaborazione fra le grandi istituzioni, è un sistema che funziona e che continueremo a portare avanti. 20 ragazze sono appena state assunte a tempo indeterminato negli stabilimenti di Leonardo Elicotteri fra Sesto Calende, Vergiate e Cascina Costa con il programma STEM Up. Sono tutte giovani tra i 25 e i 30 anni. Sentiamo una delle testimonianze raccolte da Rosy Brandi nel servizio con le immagini di Andrea Cogotti di Agenzia Blitz. Aurora Monaldi, 26 anni, ingegnere biomedico, laureata al Politecnico di Milano, è entrata in Leonardo nel novembre del 2023 con la prima edizione di STEM Up e oggi lavora a Sesto Calende come Customer Support Manager. Ma che cosa c'entra un ingegnere biomedico in un'azienda che si occupa di velivoli, di elicotteri? Sicuramente questa è la domanda più gettonata che mi è stata fatta appena sono entrata e in realtà appunto il mio percorso di studi è completamente diverso rispetto appunto al campo aeronautico, però quello che c'è in comune sicuramente è il fatto di avere un approccio nel risolvere i problemi e sicuramente le lauree STEM come appunto ingegneria biomedica ti danno proprio l'opportunità di sviluppare quelle capacità che poi ti servono per appunto affrontare tante situazioni di difficoltà come ci possono essere comunque in un'azienda. E quindi ingegneria biomedica in realtà mi ha dato il metodo per poter affrontare tante sfide. Continua il dibattito lanciato dalla Prealpina con la lettera aperta del Presidente della Provincia Marco Magrini sul futuro del territorio. Ascoltiamo il punto di vista di Marco Reguzzoni, già Presidente a Villa Recalcati, attuale numero 1 di Volandia. Il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha lanciato un appello a tutto il territorio perché si possa dialogare, si possa discutere dal punto di vista strategico per rispondere a una semplice domanda: dove vediamo la provincia di Varese tra 10, 15 o addirittura 20 anni? Io credo che sia importante raccogliere questo appello, fare in modo che le forze politiche, ma anche le forze sociali, le associazioni, il mondo imprenditoriale, i sindacati si interroghino, perché abbiamo in questo momento diverse crisi che attraversano i nostri comuni e la nostra bellissima provincia, ma abbiamo anche diverse opportunità. Per poter sviluppare dei progetti occorre una grande condivisione. Io credo che sia compito di tutti, dai semplici cittadini ai massimi responsabili delle istituzioni, accogliere l'appello del Presidente della Provincia.
La lince ha trovato casa in Ossola, lo conferma un video diffuso oggi dalla Polizia Provinciale. Gli agenti hanno individuato un esemplare di lince europea e attraverso una videocamera sono riusciti ad immortalarne il passaggio. La Polizia Locale, a tutela del felino, si è limitata a rendere pubblico l'avvistamento senza precisare l'esatta locazione, ma limitandosi ad indicarne il territorio ossolano. Ed ora uno sguardo ad alcuni dei temi che troverete sulla Prealpina domani in edicola e disponibile sui dispositivi digitali. Ce ne parla il collega Marco Croci. Sì, grazie Luca. Sul giornale di domani l'intervista a una donna ebrea e a una donna musulmana sulla tregua di Gaza e la lettera scritta dalla violoncellista varesina Lucia D'Anna da Gerusalemme. Le sue parole, le ferite sono ancora aperte. Poi un altro contributo su temi internazionali con l'intervista di Rosy Brandi alla manager di Busto Arsizio da 20 anni in Connecticut. Che cosa ne pensa di Trump? La risposta con lui sarà molto dura. Come tutti i venerdì, domani ci sono le pagine dedicate al lavoro con le domande e le offerte da parte dei centri per l'impiego. Per l'economia poi Emanuela Spagna fa il punto sulla pesante crisi del settore degli elettrodomestici che coinvolge Beko ma non soltanto. Infine i riflettori sono puntati sugli attori Fabio De Luigi e Valentina Lodovini al MIV di Varese con il nuovo film. E in chiusura lo sport, con l'intervista al presidente dell'Hockey Club Varese 1977 Andrea Longhi, che dice: per noi la seconda pista è essenziale. Grazie Marco, il TG di Prealpina finisce qui, l'appuntamento si rinnoverà domani alle 19. Buona serata.